di andata al Palamiane finì 5-4 per gli ospiti. Oggi sono in casa e quindi Wally e compagni vogliono prendersi la rivincita e tenere lontano il diretto avversario che insegue a -2 dalla Belbote Arena di Tombolo. Godego Miane con Udino Baggio per Roploz. Con calma, mentre c'è Grishai che taglia sulla destra. Icik vuole l'1-2 con Milovanovic che si chiude. Grande intervento. Icik può andare dietro da Milovanovic. Sceglie l'opzione sul numero 7 Geno che punta a Wally l'appoggio proprio per il 19. Icik alza la sfera. Ci arriva Massarotto che gliela porta via con la coscia. Massarotto, doppio controllo con la suola. Wally di fronte al portiere, salta Gatto. Icik chiude. Fischia il direttore di gara. C'è Sebari in barriera. Parte con il 19 Icik. Vicino a lui c'è Geno. Icik cerca Milovanovic che si era staccato. Strozza troppo il tiro. Tocco dietro dove può arrivare il destro di Kuc. Sebar, proprio Kuc, deviazione, rimpallo, quindi Giata poi da fuori. Gatto si supera 2 volte. Grandissima doppia parata da Card. Ora 0-0 alla Belbote con Massarotto che va a puntare. Massarotto interno esterno, poi Massarotto si crea lo spazio verso la porta, ma è sfingato. Jovanovic. Shabani cerca di restituire al numero 27 ma poi inciampa e quindi riparte a squadra di casa con Kuc. Medina ancora dal numero 7 che è in caduta, va verso la porta. Gatto. Medina sulla laterale di destra da Mbarek che cerca Salifu al centro. Ancora Mbarek, ancora Salifu verso la porta. Gatto. Ancora Icik sulla destra che conosce molto bene il parquet della Belbote Arena. L'anno scorso Team Giorgione. Intanto il sinistro di Bortolini. Parte l'Infinity Godego con il tocco per Wally che accelera sulla destra. Wally cerca ancora Mbarek in mezzo. Rimpallo ancora Wally col sinistro dal limite dell'area. La guarda Geno verso la porta, mette fuori la difesa. Quindi Medina si lancia e manda in volata Giata. Lato il destro del 0-0 alla Belbote, ma una partita ricca comunque di emozioni. Icik per il destro da fuori area. Milovanovic. Icik parte il 27. Icik vuole premiarlo ma regala invece palla all'Infinity Godego con il sinistro da fuori di Wally. Milovanovic si gira e va a puntare la porta. 1-2 che si può chiudere con Shabani che poi sceglie invece di andare alla conclusione personale. La soluzione personale di Adurim Shabani che vale 1-0. Non scende in tempo Davide Prosdoci. Sebari in mezzo. Medina non trova il passaggio per il compagno, quindi ancora l'autore del gol che va su 1-0. Una finta di Shabani. Prosdoci in uscita. Chiude lo specchio. La rincorsa breve del numero 10. C'è solo Giata in barriera. Uno schema invece Icik la restituisce a Shabani che poi va addosso a Medina. Geno pressato da Wally. Geno apre sulla destra dove c'è Icik. Splendida la palla di Icik per Geno che tenta un pallonetto. Vuole andare a sfruttare questa occasione Daniel Wally che cerca di saltare Bortolini. Bortolini non si fa superare, quindi riparte il Miane con la superiorità sulla sinistra. Limite Milovanovic. Avanti la squadra di mister Gabriele De Francesca alla Belbote con Medina che chiama un taglio. La palla perfetta di Medina. Il sinistro di Mbarek troppo scarico. Massarotto va dall'altra parte dove c'è Mbarek, ancora il 27, il controllo, poi vede le spalle, Mbarek che incrocia, Gatto scende, ancora Massarotto, ancora Gatto, corner Miane con Bortolini, ultimo uomo, Grishai va ad occupare il secondo palo, la palla però è per Geno, arriva Geno sulla palla corta, una finta del 7 che poi scarica così sul secondo palo, il Miane è avanti di 2 alla Belbote, la tiene in campo Geno. Poi va dall'altra parte per Bortolini, gli dà spazio Massarotto. Bortolini, Geno, cosa stava per fare con il tacco? Flamingo Giata da terra, resiste su Icik, si alza Flamingo Giata, quindi trova Salifu dall'altra parte che addomestica. Salifu riesce ad andare alla conclusione, ma trova ancora una volta di fronte a sé uno splendido Mesfin Gatto che oggi sta davvero fornendo una prestazione eccezionale da salvare attraverso un highlights, le mix card di Roploz di Shabani. Prosdocimi ha messo Kuc e Giata. Shabani cerca la porta. Prosdocimi, bravo. Wally, Medina, il controllo di Medina. Esce Milovanovic. Massarotto va al centro con lo stinco, mette fuori Icik. Il sinistro in porta su cui si tuffa Mesfin Gatto. La palla poi messa fuori ancora Kuc. Grishai è troppo impulsivo nell'intervento su Kuc. Lo sgambetta e quindi arriva di conseguenza il doppio giallo per Aurelio Grishai che viene espulso. Lascia Giata. Visto il direttore di gara, c'è Wally. Wally ci prova, la palla però esce a lato. Tocco per Flamingo Giata che poi sterza, ne mette una sedere. Giata verso la porta, ci pensa ancora una volta. Uno strepitoso oggi Mesfin Gatto, una prestazione formidabile dell'estremo difensore del Miane che salva numerose volte i suoi. Finisce 2-0 per gli ospiti che vincono nel parquet della Belbote Arena. Le reti di Shabani e Geno che consentono alla squadra di Gabriele De Franceschi di andare a +1 proprio sull'Infinity Godego.